tagliare alcuni rami che si stanno allungando troppo. C'è più che altro da fare un lavoro di riordino e di riequilibrio della chioma, ma non c'è molto da tagliare. Ho tagliato ancora un ramo, ma non... Bene, nel prossimo rinvaso, cioè la prossima volta che toglierò l'albero dal vaso per sostituirne la terra, pulizia degli aghi vecchi, cioè si tolgono gli aghi vecchi, quelli dell'anno scorso, della vegetazione dell'anno scorso, che sono quelli indietro rispetto, in modo da far circolare meglio l'aria, in modo che i germogli interni, che tendenzialmente risultano più deboli, possano ricevere la giusta quantità di aria. Guardate, per esempio, spero che tutti riescano a vedere, questo è un germoglio e insomma è evidente che questo alla vostra destra è molto più vigoroso, più forte di quello della parte sinistra, e lo si lascia con un numero di aghi sufficienti per poter vivere bene in salute, ma in questo modo freno il germoglio stesso.
Adesso mi sembra doveroso fare i ringraziamenti per questo progetto che è stato portato a termine con un anno di lavoro. Quindi ringrazio il signor Sindaco Alberto Maniero, che è qui presente, ci ha onorato della sua presenza, per la sua disponibilità e per quanto ci ha messo a disposizione. Il vicepresidente della provincia Floriano Giambon, che dovrebbe arrivare, e l'assessore alla cultura dell'amministrazione precedente Loris Bagliana, che si è dimostrato immediatamente disponibile assieme a tutti quanti, a tutta quanta l'amministrazione e le persone che erano state interpellate per la realizzazione appunto di questo progetto, e il Monsignor Don Romano Nardin, Monsignore qua della parrocchia del Duomo, per la disponibilità e la sensibilità che ci ha dimostrato fin dall'inizio e che assieme all'amministrazione comunale ci ha offerto i locali per l'allestimento di questa mostra. Ringraziamo i nostri ospiti, Pasqualotto, Edoardo Rossi, Otmar Auer, Arrigo Guella, della segreteria del Bonsai, del Triveneto Bonsai, e un sentito ringraziamento va agli sponsor privati che hanno voluto contribuire generosamente alla realizzazione di questo progetto. Non sto a leggere il tutto perché tra poco. Grazie va anche a tutti i club del Triveneto che hanno aderito alla manifestazione ed hanno contribuito con professionalità all'allestimento della mostra. Un grazie anche ai componenti del mio club che si sono prodigati affinché questo impegno assunto un anno fa potesse essere portato a termine nel migliore dei modi. Ed infine un ringraziamento va alle nostre mogli che ci hanno sopportato per un così lungo tempo.